Giovedì 22 dicembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre la prima pagina, in questo caso la prima notizia riguarda un fatto di cronaca giudiziaria, altri dubbi sulla morte di Davide. Caso Bristotti, il giudice respinge la richiesta di archiviazione, accertamenti per capire se il diciottenne poteva essere salvato. Unico indagato, un medico del pronto soccorso di Belluno, le provette con i prelievi del sangue sono state cestinate. Vediamo appunto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano della vittima, Davide Bristotti, venuto a mancare a soli 18 anni. È stata riaperta l'inchiesta sul caso Bristotti, il diciottenne di Sedico morto a casa sua nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2021 dopo essere stato visitato e dimesso dal medico del pronto soccorso di Belluno, unico indagato. Il giudice delle indagini preliminari ha bocciato per la seconda volta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ha ordinato nuovi accertamenti. Il sostituto procuratore avrà 4 mesi di tempo per capire cosa è accaduto a Davide Bristotti, ma gli elementi su cui indagare sono pochissimi. Il sangue prelevato al ragazzo non venne mai analizzato e le provette sono state cestinate. BIM GSP, siccità e emergenze, costi in aumento, bilancio inattivo ma una rete vecchia, 300.000 euro per il depuratore di Pieve. Ancora San Gregorio nelle Alpi, rifiuti, cambia il sistema della differenziata, il comune mantiene le promesse elettorali, da settembre passerà alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema stradale evoluto. La foto di copertina è invece dedicata al mitico duo I Belumat, al Teatro Comunale il ricordo dell'amico Belumat, dopo 50 anni cala il sipario. Martedì l'omaggio di Fornasier a Secco. Dopo 50 anni arriva l'addio dei Belumat. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione il 27 dicembre al Teatro Comunale con Giorgio Fornasier, che si esibirà nel ricordo di Gianluigi Secco, scomparso nel 2020 all'età di 74 anni. Sempre dal Gazzettino di Belluno, notizia di spalle, in primo piano Ponte nelle Alpi alle Magna, pedoni e ciclisti più sicuri. Feltre, ospedale di comunità, aperto il bando. E ancora Cortina, a solo 6 vigili, l'assessore assumeremo. E dal capoluogo bus scolastico schiaccia un piede a uno studente davanti alla stazione. Nuovo incidente al piazzale della stazione di Belluno, uno schianto fotocopia di quanto accaduto 6 anni fa con una corriera in manovra che investe uno studente. Una ruota ha schiacciato il piede di un diciottenne e i sindacati chiedono ancora una volta maggiore sicurezza nell'area del piazzale, vittime delle foibe. L'approfondimento di Santin a pagina 5. Calcio, la Dolomiti torna dalla Marca con un punto, è subito alle spalle dei quartieri alti. Ancora calcio, non tesserato in campo, Fiori Barp perde 0-3 a tavolino. E ancora il caso Ladini, federazione spaccata, via Cortina, Fodome e Colle. Le 3 realtà hanno intrapreso un percorso di avvicinamento al vicino Trentino Alto Adige e si sono allontanate dalle altre comunità. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi e questa è la notizia messa in primo piano, riguarda la società BIM GSP, dividendi milionari, l'acquedotto batte cassa. Parte del maxi introito per la cessione della rete del gas torna ai comuni soci di infrastrutture. GSP che vede nero, troppi interventi, servono risorse straordinarie, l'obiettivo è la fusione e l'approfondimento a pagina 15. Belluno ressa per il bus, studente finisce con il piede sotto una ruota, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino. Una foto con un richiamo, salvato dall'infarto Enrico, un angelo mi ha ridato la vita. L'approfondimento di Sosso a pagina 17. Sedico, il giudice ordina nuove indagini sulla morte di Davide Bristotti. La procura indaga ancora sulla morte del pallavolista Davide Bristotti, lo dice il GIP, l'approfondimento a pagina 30. E la foto di copertina invece è l'iniziativa del Corriere delle Alpi, 12 mesi con le meraviglie del nostro territorio. Domani il Corriere regala il calendario dei bellunesi. Ma si parla anche di menù per quanto riguarda il prossimo Natale, menù delle feste a chilometro zero, le idee degli chef, l'approfondimento da pagina 20 a pagina 21. Banana marcia in regalo a rugbista, festa di Natale shock per Traoré, la denuncia del pilone del Benetton, le scuse della società.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, passiamo al suo interno come sempre una breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la legge di bilancio, manovra pericolosa, questo è il titolo. In aula ha stanziato per sbaglio $500 milioni per i comuni, votazioni da rifare in extremis, domani il voto di fiducia, nuovi paletti al reddito di cittadinanza, polemica sulla app dei diciottenni. Queste quindi le misure dopo il passaggio alla Commissione Bilancio della Camera. Superbonus 110% prorogata al 31 dicembre, €500 ai diciottenni, 18 app solo con ISEE fino a €35.000 in maturità con 100, reddito di cittadinanza si perde se si rifiuta un'offerta di lavoro anche con non congrua, bonus mobili scende da 10.000 a €8.000 più dei 5.000 della prima ipotesi, pensione di valutazione rimodulata all'85% tra 2.000 e 2.500 €, poi scende. Pagamenti POS, resta la possibilità su qualsiasi cifra, decate l'ipotesi tetto a €60, tavolini ed EORS liberi fino al 30 giugno 2023, reddito alimentare, fondo di 1,5 milioni per chi è in povertà assoluta e ancora smart working prorogato per i lavoratori fragili fino al 31 marzo, bonus psicologo diventa permanente e passa da 600 a 1.500 €, mutui e torna la possibilità di passare dal variabile al fisso, case green, bonus IVA al 50% sull'acquisto, dopo 18 mesi possono essere assunti fino al 2024 precari della sanità, pensioni minime portare a €600 nel 2023 per gli over 75, cinghiali in città, possibili abbatterle per sicurezza stradale e ancora intercettazioni di intelligence, nuove regole. E sempre a proposito della legge di bilancio, retroscena, veleni, Fratelli d'Italia e Lega sullo scudo penale, Forza Italia vuole leggi ad personam, il blitz fallito sulle misure per gli evasori alimenta i sospetti degli alleati verso gli azzurri, la corsa di Meloni e Giorgetti per limitare le agevolazioni alle aziende in crisi per il Covid. Reddito tripla stretta, si parla del reddito di cittadinanza, tetto a 7 mesi, stop al primo rifiuto di un posto anche lontano da casa e se non si finisce la scuola dell'obbligo le opposizioni vanno all'attacco. Questa è un'istantanea per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube del reddito di cittadinanza, la situazione di reddito e pensione di cittadinanza nel nord 213.679 sono i nuclei, persone coinvolte 422.988, nel centro 162.297 i nuclei con un coinvolgimento di 321.414 persone, sud e isole coinvolti 755.268 nuclei, pari a 1.724.225 persone. Ancora dalla legge di bilancio, decreto flussi, limiti sul lavoro ai migranti, il posto solo se rifiuta chi ha già il sussidio, autorizzati 82.000 ingressi ma servirà l'ok dei centri per l'impiego, il governo basta privilegi. Fatti di carattere internazionale, Zelensky-Biden, patto d'acciaio, la visita del presidente dell'Ucraina negli Stati Uniti al presidente Biden, il presidente ucraino vola a Washington, la guerra non è finita, nel 2023 saremo liberi, per il leader americano è lui l'uomo dell'anno e stanzia subito nuovi aiuti. E sempre a proposito dell'invasione in Ucraina, gli Stati Uniti schierano i Patriot, i russi non vogliono negoziare. Continuiamo con pagina 8, lo scandalo a Strasburgo, Qatargate, spunta l'ombra dell'Iran, funzionario denunciato e sospeso, l'Europarlamento mette nel mirino Mamedov, corrotto da Doha, il sospetto è un agente a servizio di Teheran. Ma continuiamo con le notizie che riguardano il Veneto, siamo a pagina 10, prestazioni essenziali erogate, Veneto dietro a Emilia e Toscana, carta bellotta di Gimbe, troppe disuguaglianze tra le regioni, la strigliata pensando all'autonomia. Troverete anche un grafico che rappresenta il confronto, la percentuale di adempimento cumulativo 2010-2019, l'erogazione ai livelli essenziali di assistenza. Vediamo che al primo posto abbiamo l'Emilia Romagna, seguito da Toscana, Veneto solo al terzo posto. Sempre dal Veneto, politica regionale, Lega, adesso si rispetti l'esito dei congressi e sui tesseramenti nessuna irregolarità. Bitonci anche per quanto riguarda i delegati, il vantaggio dei salviniani è netto, sull'iter per l'autonomia sono stato attaccato, Calderoli ha detto le stesse cose. Sport e discriminazione, notizia che ci porta sempre in Veneto, banana in regalo al giocatore nero, il razzismo scuote il mondo Benetton, episodio becero ai danni del pilone di origini guineane Traoré, lui si sfoga sui social, riunione societaria, sanzione all'autore. Passiamo adesso alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, dividendi dalla vendita della rete gas, ma servono risorse per l'acquedotto. Allarme del presidente di GSP e sindaci, troppi interventi, richiamo il sovraindebitamento e la crisi finanziaria.
L'articolo a firma di Paola Dallanese. La vendita delle reti del gas frutterà 42 milioni di euro, somma che, unita agli utili ottenuti negli anni da BIM Infrastrutture, potrebbe essere utilizzata in parte per ulteriori investimenti, in parte distribuita ai sindaci come dividendi. Stiamo parlando di somme importanti che però potrebbero anche non arrivare nelle tasche dei primi cittadini, che si trovano da qui in avanti a dover trovare le risorse necessarie per aiutare Binge SP a sostenere i costi dei suoi numerosi investimenti utili per sistemare la rete dell'acquedotto e i depuratori. Andiamo avanti con pagina 17, salvato dopo l'arresto cardiaco in piazza, grazie a Enrico che mi hai ridato la vita. Dal suo letto in ospedale Renzo Riva ringrazia l'infermiere fuori servizio che gli ha praticato il massaggio cardiaco. E vediamo un primo piano di Renzo Riva nel suo letto in ospedale, una bella notizia. Pagina 18, in provincia, in pagamento altri 2,2 milioni per il maltempo di 2 anni fa, i finanziamenti concentrati in Alpago, fondi per la Paramassi di Palughetto, interventi di mitigazione anche a Borgata Giau e a Masarie di Cibiana. I dati export in crescita, il distretto del legno in forte recupero, l'approfondimento lo troverete a pagina 18 come una notizia che riguarda il fondo welfare Dolomiti, contributi per l'asilo nido, sale il tetto di reddito ISE. Pagina 19, sanità bellunese, 2 nuovi dirigenti all'ospedale cittadino, Giorgia Marcato, il nuovo direttore medico, arriva dallo IOV, Istituto Oncologico Veneto, lo specialista Marcello Reppele guiderà il reparto di urologia. Pagina 20, i sapori del Natale, il menù delle feste a chilometro zero, gli chef coniugano estro e tradizione. Da Cortina a Belluno, da Agordo alla Valbelluna fino a Feltre, proposte da gustare fuori o replicare nella cucina di casa. Sulle tavole imbandite si troveranno pietanze del passato rivisitate in chiave moderna. E sempre a proposito dei sapori del Natale, i dolci con il cioccolato ai mirtilli, il panettone re delle feste, il segreto è nella qualità degli ingredienti, ad ogni morso si assapora il territorio, ma c'è anche chi propone le casette di pan di zenzero e i prodotti per celiaci. Nelle preparazioni, tempo e lavorazione sono gli elementi che fanno la differenza. Passiamo a pagina 23, un fatto di cronaca, ressa per il bus, il piede resta sotto la ruota, uno studente ha subito la frattura con schiacciamento, il pullman si era fermato per far scendere i ragazzi del Renier. Con il piede sotto la ruota del pullman, doppio che si è fermato in stazione, nel via vai di mezzi che arrivano e partono per portare gli studenti a destinazione. Nella resta dei ragazzi all'uscita di scuola, alle 13 o poco più, c'è stato l'infortunio patito da un giovane che avrebbe dovuto salire su quell'autobus una volta scesi gli studenti che erano a bordo. Frattura e schiacciamento del piede, almeno 30 giorni di prognosi per N.N, queste le sue iniziali, Cadorino, da poco 18enne che avrebbe dovuto salire sul bus per Calazzo. L'incidente dopo le 13 nel piazzale Stazione, dove dopo la scuola si accalcano a centinaia. E questa è la risposta della RSA contro il nuovo piano, vanno fatti i marciapiedi, non ridotto lo spazio. Notizia che riguarda sempre l'evoluzione che dovrebbe avere il piazzale della stazione nei prossimi mesi. Siamo a pagina 24, altra notizia che riguarda il capoluogo, Sersa, il comune dà 150.000 euro per scongiurare i nuovi rincari, parliamo della casa di riposo del comune di Belluno. Pagina 25, Feltre, un altro caso di cronaca giudiziaria, morì poco dopo la visita a causa da 750.000 euro. I familiari del turista veneziano si sono opposti all'archiviazione e adesso chiamano davanti al giudice l'USL numero 1 Dolomiti. Morì all'uscita dell'ospedale per la dissezione dell'aorta, parte anche una causa civile all'USL numero 1 Dolomiti per il risarcimento dei danni, mentre aspetta che il giudice per le indagini preliminari Enrica Marson sciolga la riserva sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo per omicidio colposo aperto a carico del medico di turno del pronto soccorso di Feltre. Alessandro Zanchin, la famiglia di Flavio Gatto, si è mossa anche sul versante civilistico. Ancora dalla sanità feltrina, in Consiglio Comunale Unito, date un futuro all'ospedale. Gli amministratori di Lamone chiedono all'USL e alla Regione un impegno affinché il centro di riabilitazione resti un'eccellenza. Continuiamo con pagina 27, altre notizie che riguardano la sanità feltrina. Santa Maria del Prato, caro ospedale di comunità, serve $500.000 in più. Il primo piano si attestava sul €1.000.000, adesso ne servono altri 550.000. La struttura nascerà al secondo piano del padiglione Guarnieri grazie al PNRR. Notizia di spalle, il commiato, servizi alla persona, l'ISE esce di scena e ringrazia gli operatori. Ma continuiamo con il feltrino e ancora con Feltre. Ferrari bravo, la ZTL serale sarebbe penalizzante, la mobilità in centro storico, l'approfondimento lo troverete a pagina 28. Sovramonte, l'amministrazione consegna alle medie 6 nuovi computer e ancora una borsa di studio ad El Salvador dalle penne nere dell'ANA di Paderno. In assemblea consegnati i riconoscimenti anche all'ISE e all'asilo di San Gregorio nelle
Alpi. E a proposito di San Gregorio nelle Alpi, siamo a pagina 29, Bar di Paderno, rifiuti uffici, tutti i nodi del sindaco Viecili. L'amministrazione fa il punto sulle questioni più calde del prossimo anno, il porta a porta sarà abbandonato, preoccupazione per la carenza di personale. Fonzaso, martedì 27 si riunisce il Consiglio Comunale e continuiamo ancora con le notizie riferite in questo caso alla Val Belluna, altro fatto di cronaca giudiziaria che riguarda la sanità bellunese. Il giudice si indaghi ancora sulla morte di Davide Bristotti, il 18enne pallavolista morì nel luglio 2021 per un'aritmia negata all'archiviazione. Il giudice ordina alla procura di accertare se un ricovero avrebbe potuto salvarlo. La procura indagini ancora sulla morte di Davide, sciolta la riserva sul caso Bristotti. Il giudice per le indagini preliminari Elisabetta Scolozzi ha accolto anche la seconda opposizione all'archiviazione della famiglia del 18enne di Sedico morto in casa nel luglio dello scorso anno dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. Parliamo del San Martino. Nell'inchiesta per omicidio colposo che coinvolge il medico bellunese A.B, queste le sue iniziali, stavolta il Tribunale di Belluno ha indicato anche l'ambito di indagine al pubblico ministero Simone Marcon. Bisogna capire se un eventuale ricovero in ospedale avrebbe potuto salvare la vita ad un ragazzo che era sano ed è morto per arresto cardiocircolatorio dovuto ad una aritmia cardiaca maligna. 4 mesi di tempo per i nuovi studi, occorrerà incaricare un cardiologo esperto. Da Borgo Valbelluna, promozione del territorio sociale, il Comune sostiene le associazioni, i nostri sodalizi sono sempre rimasti in prima fila anche con la pandemia. Notizia da Ponte nelle Alpi, pagina 31, più sicurezza in Viale Cadore, nuova tranche di marciapiedi, via libera dal progetto esecutivo per proseguire la costruzione di corsie per i pedoni, Vendramini, lavori sulla Lemagna dal cavalcavia ferroviario fino a Cima Ipra. Notizia di spalle, Longarone, schianto da ubriaco, stangata in Cassazione, ancora al pago, 100.000 euro in un anno, Dolomiti Strade premia i suoi 40 dipendenti. Ancora dall'Alpago, la giunta in visita ai plessi scolastici con Babbo Natale. Siamo in Agordino, a pagina 33, più spazio e utilizzo più facile, inaugurato il nuovo ecocentro. La struttura realizzata da Valpe Ambiente si sviluppa su 4.400 metri quadrati. Il sindaco Chissalè, finalmente un servizio adeguato per tutta la Conca. Notizia di spalle, Taibon ha danneggiato il dispositivo del suo M118 allo stadio e ancora turismo sostenibile e unicità dai progetti per i bandi PNRR, nuove idee sul futuro di Zoppè di Cadore. Il sindaco Paolo Simonetti tira le somme sui lavori fatti e i sogni, servono iniziative sovracomunali per i problemi della montagna. Pagina 34, Cortina, Galbiati, nozze d'oro con il turismo in mezzo secolo, cambiato tutto. L'imprenditore ha celebrato il traguardo a San Vito dove iniziò rilevando l'hotel Marcora, prima faceva l'arredatore. E sempre da Cortina ritorna il servizio di Skibus, oggi le prime corse per sciatori. SEAM annuncia l'accordo con Dolomiti Bus e la collaborazione di Cortina Express. L'assessore Darin, segno della volontà di tutte le parti di offrire il miglior servizio possibile. E adesso passiamo alla rubrica Cultura e Società, la grande mostra a Vicenza, Deir el Medina nel villaggio dell'antico Egitto dove gli uomini hanno costruito l'immortalità. Alla Basilica Palladiana l'emozione della bellezza, gli strumenti di lavoro, i manufatti, il culto e la quotidianità di una civiltà. Sempre da cultura e spettacoli, storico della letteratura, intellettuale, battagliero, addio Alberto Asor Rosa. Aveva 89 anni, spesi tra lo studio e la lotta sociale, esponente del PC, l'Orlando Furioso come classico della vita. Ancora spettacoli, ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, È il grande giorno di Margherita. L'attrice padovana Mannino ha il ruolo della sposa nel film di Natale del trio, da oggi nelle sale. Per la rubrica Giorno e Notte l'iniziativa uno spettacolare Buon Natale con i volti e gli occhiali di Belluno. Gli Sclero Zero, tra nuove produzioni ritorno al live per un 2023 di ampi orizzonti, al video è collegato un gioco, indovina nel video quanti più personaggi riesci. Musica, nuovo singolo dei Tirataie, il nostro ritornello mantra anti-sbadataggine. E continuiamo con lo sport bellunese, calcio, Serie D, l'ultima di andata, poche emozioni a Montebelluna, solo un punto per la Dolomiti. Difese attente, nessuna rete contro l'ultima della classe, nella ripresa rigore reclamato per un fallo su Sommacali. I ragazzi di Zanin chiudono a 22 punti il giro di boa del campionato, ampio turnover fuori Cucchisi e Macchioni, Corbanese non fa nemmeno un minuto. Calcio promozione, il tesseramento è regolare, Fioribarp sconfitto a tavolino, ricorso del Villorba è arrivato in ritardo ma il giudice sportivo lo ha accolto, censurata e sanzionata la posizione del nuovo acquisto Federico Demin. Ancora dal calcio di prima categoria, Schiara grande gruppo e il KO con il Borgo Valbelluna è stato per noi la svolta.
Giochi sportivi studenteschi, il calcio a 5 in corona dal Piaz, Nievo e IC Feltre. Grande festa alla Spessarena per le 2 giorni che ha assegnato i titoli provinciali, argento per Renier, Pedavena e Sedico, presente il delegato FIGC Orazio Zanin. Hockey Alps League, Cortina, quasi spareggio sul ghiaccio del Renon, Zanatta vietato distrarsi. E sempre dall'hockey le altre partite, Alleghe arriva al Dobbiaco, c'è la osta per il Cadore. Sci alpino, Pomorea ok a Plan de Corones, Pizzato bene a Santa Caterina. Calcio a 5, Coppa Veneto Serie D, Sedico fatto al sorteggio, sfida al Montello agli ottavi. Per quanto riguarda lo sport, calcio di Serie A, Juventus, ecco la sfida di Allegri, riaprire subito la corsa a scudetto. Ma terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Sulle zone montane in prevalenza parzialmente nuvoloso, per tratti di nuvolosità medio-alta, in pianura iniziali nubi basse, foschie, nebbie in parziale attenuazione durante le ore centrali sui settori a ridosso della pedemontana, salvo risultare localmente persistenti su costa e pianura meridionale. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.